Una lettera da firmare, ma prima è meglio scattare una foto di gruppo. Tutti hanno un nome in questa foto, una fisionomia, una particolarità e soprattutto un compito da svolgere. Un benvenuto allo studio del venerdì. Concluderemo questa sera la lettera di Paolo ai Colossesi nominando tutti coloro che l'Apostolo cita nei saluti. È la parte che leggiamo di fretta, diciamoci la verità. È la parte conclusiva, ci sono tanti nomi, però dentro questa sezione della parola di Dio ci sono tante indicazioni che questa sera vogliamo rievocare. Leggeremo dei nomi che hanno un significato, in loro si evidenzia una vocazione, non possiamo conoscere il loro aspetto, ma possiamo conoscere come vengono identificati dall'Apostolo per ciò che fanno che li distingue l'uno dall'altro. È come guardare una foto di gruppo che l'Apostolo ci lascia vedere del suo prezioso album. Colossesi, capitolo 4, dal versetto 7 a conclusione. Questa sarà la porzione della parola di Dio che questa sera esamineremo. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi accoglietelo. E Gesù, detto giusto, questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Vi saluta Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Dite ad Arghippo, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Amen. Suddivideremo il testo in 4 parti o in 4 sezioni. Dal versetto 7 al versetto 9 l'Apostolo descrive coloro che avrebbero consegnato le lettere, Colossesi e forse anche Filemone. La prossima volta, per chi ci segue, tratteremo Filemone. Pertanto vi anticipiamo il prossimo progetto. Dai versetti 10 a 14 invia dei saluti di altri che erano a Roma con lui. Quindi è come se si girasse l'Apostolo e lascia conoscere i suoi collaboratori. Dal versetto 15 al 17 l'Apostolo impartisce istruzioni per i Colossesi, quindi i destinatari della lettera. Infine, il versetto 18 prende la penna dal suo scrivano, forse Timoteo, e firma aggiungendo di suo pugno il suo personale saluto.
anche questo gesto è particolarmente significativo, offrendo autenticità alla stessa lettera. Chi sono i postini? Chi sono i corrieri? Sono Tichico e Onesimo. Quello che ci mancherà da sapere da loro sono le reali condizioni dell'Apostolo, perché è scritto che tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico. Sono dati che noi non sappiamo. Queste informazioni le hanno ricevute solo i credenti di Colosse. Ma quello che sappiamo per la Chiesa di ogni tempo, essendo destinataria di queste preziose lettere, è sapere che Tichico era un fedele servitore, un compagno fedele per l'Apostolo, e infine Tichico era l'uomo della consolazione, perché poteva consolare i cuori dei credenti nella città di Colosse. Tichico è nominato per la prima volta nel libro degli Atti tra i collaboratori che l'Apostolo Paolo aveva, e quindi leggiamo capitolo 20, versetto 4 di Atti, e troveremo anche questo personaggio della consolazione. Atti, capitolo 20, versetto 4. Lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derba, Timoteo, e della provincia d'Asia Tichico e Trofimo. Tichico è la prima immagine di questo straordinario personaggio che riempie la scena di quella ipotetica foto di gruppo. Da lì in poi avrebbe seguito l'Apostolo in diverse imprese. Un ebreo di nome Paolo poteva contare su un gentile, quindi un non ebreo, di nome Tichico. Avrebbero lavorato per diversi anni insieme per un progetto comune: annunciare Cristo in ogni luogo ove i loro passi sarebbero stati direzionati dallo Spirito Santo. Tante volte abbiamo visto lo Spirito non ha voluto, lo Spirito ha dato direzione. Quindi c'è anche questo movimento nei viaggi, negli spostamenti dello Spirito. Un uomo di consolazione, abbiamo detto. Significa che aggiunge ai contenuti significativi già della lettera il proprio contributo personale, rispondendo alle loro domande sulla condizione dell'Apostolo, sanare le loro angosce, dare un senso alle cose di Dio e ai suoi piani, a volte fuori dalla nostra logica. Un uomo di collegamento tra Paolo e le chiese, un fedele servitore, ma anche un compagno d'opera. Tichico teneva unite insieme diaconia rispetto al servizio che rendeva all'Apostolo, come anche compagno d'opera con l'Apostolo in relazione al Signore. Quindi c'era sia un atteggiamento di servizio nei riguardi dell'Apostolo, una diaconia vera e propria, ma era anche compagno d'opera, quindi è come se fossero allo stesso livello nel momento in cui è il Signore l'autorità per entrambi. Quindi Tichico è l'uomo da imitare per sviluppare il dono dell'incoraggiamento, perché rientrava tra gli scopi che l'Apostolo si era prefisso per questa comunità. Quindi se vogliamo essere incoraggiati dobbiamo rileggere l'epistola di Paolo ai Colossesi, perché troveremo il primato di Cristo e nel primato di Cristo noi siamo pienamente incoraggiati. Colossesi 2, 1, 3, leggiamo questo testo: desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché i loro cuori siano incoraggiati. Vedete, questo è l'elemento portante di questa lettera: affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Perciò questa sera abbiamo anche un privilegio, che ciò che è nascosto
può essere svelato. Mi sono chiesto come si può ancora oggi incoraggiare se questo è lo scopo della lettera e il dono che Tichico aveva. Come possiamo incoraggiare? Si può incoraggiando le persone nell'andare a Cristo. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. È anche scritto: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Paolo descrive il Cristo come colui al quale andare per scoprire quali sono le ricchezze che dona a coloro che credono. Infatti al versetto 3 dice: nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Consolare significa in greco chiamare e portare al proprio fianco. E guardate che quando noi camminiamo con delle persone al nostro fianco c'è già un consenso, cioè il nostro corpo sta già parlando pur se noi rimaniamo in silenzio. Perché di solito quando due persone sono al fianco significa che sono aperte alla relazione l'uno all'altro. E incoraggiare significa portare quella persona al nostro fianco o viceversa. Tichico aveva quel ruolo e specifico compito e unitamente a lui ci sarebbe stato un altro collaboratore. Infatti leggiamo al versetto 9 un altro personaggio: e con lui ho mandato, dirà Paolo, il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi, quindi entrambi, Tichico e Onesimo, vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Onesimo, chi è questo personaggio? Quale immagine riceviamo? È un fuggiasco. È un uomo che è scappato via dalla casa del suo padrone. Il suo padrone si chiama Filemone. Probabilmente a casa sua c'erano dei culti cristiani e Onesimo non era molto d'accordo o sulla sua leadership come padrone o sulla fede. Ma qualcosa è successo nella vita di Onesimo. Scappando ha incontrato l'Apostolo Paolo in un'altra città, in un'altra realtà, e ha conosciuto Cristo. Ora poteva rientrare nella casa del suo padrone e nella sua città senza nessun problema, proprio perché aveva scoperto e sperimentato il perdono di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Vi ricordate cosa abbiamo letto poco fa in Colossesi 2? Lo rileggiamo. Colossesi 2, 1-3. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno visto di persona mai, affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Onesimo è uno dei vostri, dirà Paolo. Entra a pieno titolo nella collaborazione che avrebbe fornito all'Apostolo e alla Chiesa di Colosse. Egli è il fedele e caro fratello e soprattutto egli è uno, guardate come Paolo lo eleva, è uno dei vostri. Era imbarazzante, penso per un fuggiasco, tornare a casa propria. Era imbarazzante tornare da chi aveva deluso. Era imbarazzante tornare da colui che lo avrebbe anche potuto punire e ne aveva tutti i diritti legali. Era imbarazzante accogliere ogni forma di rivendicazione. Un vero atto di coraggio poteva invece contare su quei tesori nascosti. Ecco qual è la chiave. Ecco perché abbiamo bisogno che si svelino e si rivelino nella nostra vita i tesori nascosti di Cristo, perché Dio è il Dio della seconda opportunità. Non è mai finita con Dio. Che lo rendevano un fratello amato, questo lo dirà Paolo, di Onesimo, caro e collaboratore.
Nel perdono di Cristo non rimangono gli scheletri dentro gli armadi. Nel perdono di Cristo si possono anche ricostruire relazioni interrotte, vite spezzate, perché abbiamo un Dio della seconda opportunità. Non è mai finita con Lui. C'è sempre spazio per essere ancora amati e utili. Egli vi farà sapere, dirà l'Apostolo, tutto quello che accade qui. Nulla gli è precluso. Può raccontare tranquillamente, è equipaggiato nel perdono di Cristo ad essere uno di voi. Onesimo entra pienamente allo stesso livello della squadra ministeriale di Paolo, come Tichico e anche Timoteo. È quel principio espresso al capitolo 3, versetto 11, che dice: qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Cristo è tutto per la tua vita? Egli è quel tesoro nascosto che ti è rivelato nelle scritture. Onesimo nel fuggire avrebbe trovato una opportunità che lo riuniva a tutto quello da cui si era dovuto separare. I tesori nascosti di Dio hanno a che fare con la possibilità e il privilegio di ricostruire le nostre vite ferite, abbattute, devastate dal peccato e dalla sua ramificazione, che ci alienano da Dio e che richiedono una nuova alleanza con Lui garantita da Cristo. Tichico e Onesimo, prima immagine di una foto di gruppo. Per andare avanti nella nostra riflessione, l'Apostolo presenta ai Colossesi 6 collaboratori. Adesso andiamo nella seconda sezione, quindi le persone che lui ha vicino a sé, quelle che sono al suo fianco, le presenta, possiamo dire così, ai destinatari di questa lettera. Come dire, ecco, questo è il mio gruppo di lavoro. Chi sono? Sono 6 persone, sono 3 giudei, quindi 3 ebrei e 3 gentili, 3 non ebrei. Leggiamo il testo dal 10 al 14 di questa seconda sezione. Prima abbiamo conosciuto i postini, i corrieri, le persone che hanno portato le lettere. Oggi, da questo momento, conosceremo le persone con le quali Paolo collabora. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi, accoglietelo. È Gesù detto giusto. Questi provengono dai circoncisi. E guardate bene cosa dice il testo. E sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Vi saluta Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli della Ierapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Aristarco, Marco e Gesù, detto il giusto. Questi sono i 3 giudei, come anche Epafra, Luca, Paolo aggiunge il caro medico, così pensiamo a chi è, e Dema. Questi sono invece dei gentili. I primi sono gli unici provenienti dai giudei, lui dirà Paolo, dei circoncisi, che collaboravano con lui per il regno di Dio. Solo 3 collaboratori rimasti fedeli all'Apostolo. Non siamo all'inizio del suo ministero, siamo quasi alla fine. Solo 3 connazionali che condividono lo stesso progetto. 3 connazionali che sono nella rotta del suo ministero.
uomini accreditati che avrebbero collaborato con lui per il regno di Dio, o si potrebbe dire impegnati nel regno di Dio nel presente, in quello che ogni giorno potevano rendere a Dio e all'Apostolo. Per quel regno, inaugurato con la morte e la risurrezione di Cristo, potevano impegnarsi. Erano solo 3 che avevano compreso il senso delle cose di Dio, dei suoi propositi nella storia, di come ogni promessa fatta ai padri fosse stata pienamente realizzata e adempiuta da Cristo. Atti capitolo 28, versetti 30 e 31, e Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo. Con quale scopo? Lo leggiamo insieme. Proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Impegnarsi nel regno di Dio. Aristarco, Marco e Gesù detto il giusto. Era consuetudine durante il primo secolo soprattutto di dare questo nome ai maschi. Gesù, in questo caso detto il giusto, ma poteva essere Gesù detto qualcos'altro. Era caratteristico un po' del primo secolo. Già dal secondo secolo le cose un po' cambiarono. Ecco l'immagine che ci proviene da questi 3 giudei, uomini capaci di annunciare il Vangelo, preparati per annunciare il Vangelo, e che nonostante siano solo 3, portano all'Apostolo il conforto di non averlo lasciato solo. Come possiamo osservare, non sono i grandi numeri che fanno la differenza, piuttosto la fedeltà dei pochi. E questo è un incoraggiamento. Mai scoraggiarsi per i grandi numeri, perché quando si fa sul serio non si è in molti. E questo ci incoraggia, non solo a dare di più, a fare di più, ma anche a sapere che il Signore porta avanti i suoi progetti. E deve essere triste rimanere soli. Il Paolo ebreo poteva contare solo su 3 collaboratori. Le peggiori opposizioni e violenze le ha ricevute in casa sua, dai suoi conterranei, proprio da quelli che avrebbero dovuto capire meglio il senso delle cose di Dio e le questioni riguardanti l'inaugurazione del regno di Cristo. E invece no. La domanda per noi, guardando l'immagine di questa foto di gruppo che l'Apostolo scatta, diciamo virtualmente, è se siamo al lavoro affinché partecipiamo a questo avanzamento del regno. Credo che il regno avanzerebbe anche senza di noi, ma che peccato non esserci. Che peccato non essere partecipi di questo avanzamento del regno. Questa è la sfida per ciascuno di noi. È quella famosa sfida che ha concesso a dei profeti di dire: eccomi, Signore, sono qui. Cosa ci viene chiesto? Ci viene chiesto di portare le persone nel regno di Cristo per la potenza e l'efficacia del messaggio stesso. Noi portiamo un messaggio potente che passa e attraversa le nostre vite. Colossesi 1, 13 e 14. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Ora vi lasciamo conoscere gli altri 3 collaboratori. Versetti da 12 a 14, vi saluta Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli, 2 città molto vicine. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Epafra è l'uomo della lotta. Ecco l'immagine, non del suo volto, perché non c'è una vera foto, ma del suo fare.
Epafra è l'uomo della lotta. Egli lotta, dirà Paolo, nella preghiera e lotta per voi. Che bella cosa che qualcuno lotti per te, è vero? È un incoraggiamento. Lotta con un fine, per uno scopo, affinché stiate saldi. Lotta perché siate uomini e donne compiuti, completi, disposti a fare la volontà di Dio. La volontà di Dio nella nostra vita si esprime nell'impegno e nella responsabilità di altri che lottano nella preghiera. Evidentemente, se qualcuno lotta nella preghiera, significa che siamo dentro una guerra spirituale, che spesso non avvertiamo e neanche siamo interessati a combatterla. Epafra ci insegna affinché altri fossero maturi nella fede. Colui che aveva fondato la testimonianza del Vangelo in Gesù Cristo in Laodicea e nella Ierapoli, 2 città molto vicine l'una all'altra, continua a lottare nella preghiera per lo sviluppo e la loro maturità cristiana di quei credenti, pur essendo a Roma, perché come vi dicevo questi sono i collaboratori che sono al fianco dell'Apostolo, pur essendo a Roma ha un cuore di lotta, possiamo dire così, un cuore che lotta per coloro che sono molto distanti. Epafra è l'uomo che si preoccupa, che ha una sensibilità per gli altri, che chiede come stai. Ecco, a volte ci manca nei nostri messaggini, possiamo dirci ogni tanto come stai? Come va? Fratello, oggi ti ho pensato, sorella, ti ho pensato, ho pregato per te. Usciamo da questi sistemi a volte meccanici, no? Delle immagini. Proviamo a scrivere un come stai. Ecco, Epafra ci insegna questo. È un uomo che si preoccupa. Paolo ha al suo fianco uomini che lo incoraggiano nelle proprie catene attraverso l'interesse. Cioè, perché Paolo è stimolato nelle carceri a questi arresti domiciliari? È stimolato proprio dal coraggio, dallo zelo, dalla passione che avevano questi uomini per il regno di Dio. Allora lui poteva dire, caspita, vabbè, sono così conciato, ho questi problemi di salute magari, di restrizione della libertà, però sono incoraggiato dalla lotta di altri. Epafra è l'uomo che si impegna a distanza, perché non poteva essere nei luoghi dove la corrispondenza era indirizzata. Epafra è l'uomo che comprende i rischi e i pericoli che possono incorrere altri nel cammino della fede, gli inciampi che possono accadere nel cammino cristiano. Epafra lotta affinché possiamo dirci questa sera, affinché tu stia in piedi e sia completo. Caro fratello, cara sorella, io lotto per te affinché tu sia completo, che tu rimanga in piedi. Ecco il profilo di questo personaggio. Epafra è l'uomo che compie questo duro lavoro nella preghiera per gli altri. Capite in questi saluti cosa c'è? C'è la vita di altri uomini che hanno camminato con Paolo. Luca e Dema, quindi stiamo parlando degli altri 2 gentili, completano la foto di gruppo. Luca è il dottore, così è denominato dall'Apostolo Paolo. Luca è il medico. Ecco chi accompagnava spesso nei viaggi l'Apostolo e che in questo periodo della sua vita in carcere si prendeva cura di lui. Paolo aveva un medico con sé. Un medico, un uomo che poteva accompagnarlo anche nelle sue malattie. Un uomo di cultura, ma anche prossimo, vicino, sensibile. Uno specialista nell'opera del Signore, un medico che serve gli scopi di Dio nella missione ed è anche l'autore di 2 preziose opere incastonate nel Nuovo Testamento, l'omonimo Vangelo di Luca e il Libro degli Atti, scritto sempre da lui. Chi è Dema? Ecco, mi ha incuriosito questo personaggio. E così una piccola ricerca. Chi è Dema?
è l'immagine dell'uomo dell'abbandono. Forse è interessato ad altro e molto meno agli interessi di Dio. Non ce ne accorgiamo qui, perché qui c'è solo un saluto. È lì presente con Paolo, sta tra i collaboratori. Paolo non fa vedere solo la bella vetrina, parla di tutti e parla di questo Dema. Porta pure i suoi saluti alla Chiesa, ma è l'uomo, così dice un commentatore, dal triste avvenire. Perché? Andiamo a vedere in 2 Timoteo, capitolo 4, versetti 10 a 11, perché Dema, vedete, lo riprende Paolo a Timoteo, avendo amato questo mondo, ecco qual era il suo problema, mi ha lasciato l'abbandono, vedete? E se n'è andato a Tessalonica. Crescende è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Dema è l'uomo che si è impegnato concretamente nell'opera del Signore, sperimentando alcune prigionie, alcune missioni con Paolo, ma qualcosa avrebbe cambiato il suo modo di pensare la vita, il servizio, la collaborazione. Decise di rinunciare. Pertanto è definito un uomo senza futuro o un uomo che aveva perso il senso delle cose di Dio. Questa sera abbiamo ripetuto più volte avere il senso delle cose di Dio e a volte si può anche perdere il senso delle cose di Dio. Qualcosa lo avrebbe attirato distolto dai suoi buoni propositi e se siamo onesti, diciamoci la verità, siamo facilmente distraibili, possiamo dire. Se già diventiamo indifferenti, qualcuno ha già vinto la sua battaglia. Dema è l'uomo che rappresenta i rischi che possiamo correre anche noi per varie ragioni che sono nascoste dentro il nostro cuore. Solo Dio che conosce pienamente il nostro cuore. Però Paolo lo descrive, proprio perché possiamo fare anche un'azione di vigilanza, di monitoraggio. Signore, ma io sta cosa perché la sto facendo? La faccio per te, per chi la faccio? Ha amato questo mondo, dirà l'Apostolo, ma questo mondo, mi sono chiesto, non deve essere amato. Lo amiamo solo se presentiamo Cristo al mondo. Questo è il modo di amare questo mondo. Allora è solo così possiamo nutrire un vero amore per questa umanità che può ascoltarci anche questa sera. Non solo per la possibilità di essere insieme, ma anche nella possibilità di poter trasmettere questo messaggio a degli sconosciuti. La domanda per noi è la seguente: come e in quale modo vogliamo vivere il nostro futuro che non conosciamo? Quel futuro sarà comunque scritto attraverso il nostro presente e se abbiamo bisogno di osservarlo meglio, valutarlo con maggiore attenzione, questo personaggio ci ricorda lo scopo per il quale Dio ci ha salvati, affinché continuiamo a servirlo per tutta la nostra vita. Dema si è arreso molto prima. Ora, le attenzioni dell'Apostolo si concentrano verso alcuni che erano presenti a Colosse. Quindi, vedete, dall'immagine dei collaboratori è come se punta l'obiettivo verso alcune persone che sono proprio tra i destinatari di questa lettera. Sono Ninfa, è una donna, e Arghippo. E qui ci sono solo poche parole, però le nominiamo anche queste persone. Versetti 15 a 17, salutate i fratelli che sono a Laodicea. Ninfa è la chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Dite ad Arghippo, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Ninfa
è il saluto riservato ad una donna che apre probabilmente la sua casa dei credenti per avere un culto. Forse una donna che abitava a Ierapoli. Alcuni sostengono che sia una donna di Ierapoli, perché ai Laodicesi è arrivato già il saluto dell'Apostolo. Quindi una donna che riceve il saluto dall'Apostolo non solo perché è donna, non solo perché è una persona, non solo perché è l'immagine di Dio in qualche modo, ma anche perché è una donna impegnata in qualche modo nell'accogliere dei credenti. Un messaggio di esortazione anche per Arghippo, al fine che il suo servizio fosse fatto bene, proprio in virtù che ogni servizio che rendiamo agli altri lo riceviamo dal Signore. E questo mi ha fatto riflettere oggi per me. Si fa bene non solo perché è giusto che sia così, ma anche perché lo riceviamo dal Signore. E questo ci dà una spinta molto più forte e ci responsabilizza un po' di più. Una lezione per tutti noi. La lettera ora è pronta per essere sottoscritta, se no che lettera è? Da noi si dice una lettera anonima, cioè se non c'è la firma, quello che è scritto nelle lettere non ne prendiamo molto a conto, ma se è firmata in qualche modo la cosa cambia. Versetto 18, queste sono le ultime considerazioni. Il saluto è di mia propria mano. Versetto 18. Di me, Paolo, ricordatevi delle mie catene, la grazia sia con voi. L'Apostolo prende la penna dal suo scrivano, guardate la scena, e firma l'ultima riga. Colossesi 4,18. L'Apostolo prende la penna, guardate la scena, dal suo scrivano e firma l'ultima riga. Quale messaggio è custodito in queste ultime parole? La grazia sia con voi. Ecco il messaggio. La grazia sia con voi. 5 parole. Stanno tutte su una mano. Possiamo anche dirci questa sera che la grazia sia conosciuta tra voi, annunciata tra voi e che rimanga tra voi. Questa è la migliore benedizione che Paolo poteva lasciare a questa Chiesa con 5 parole. La grazia sia con voi. 3 considerazioni facciamo questa sera e poi concludiamo. Le persone menzionate, ne abbiamo nominate più di una, sono persone comuni che sono giunte alla fede in Gesù Cristo. Alcuni di loro si sono impegnati con entusiasmo in ministeri di vario genere, tutti bisognosi di ascoltare ciò che Paolo avrebbe scritto in queste pagine, tutti bisognosi di ascoltare l'annuncio del Vangelo. Sono persone ordinarie, vere, hanno dei nomi, sono realmente esistite e sono state rese partecipi nel far avanzare e progredire il regno di Cristo. In secondo luogo, l'Apostolo ci ha consegnato una ricca teologia in soli 4 capitoli, il cui senso e significato non era quello di impreziosire solo le loro vite, quanto incoraggiarli. Ecco la teologia. Cosa serve? Serve per dare fondamento, struttura, tutto quello che è necessario per le nostre vite e incoraggiarli, renderli uniti insieme nell'amore, perché c'è una legge comune, un fondamento comune, e sicuri, quindi la certezza della salvezza, tutta la cristologia che viene rappresentata in questi 4 capitoli, quindi essere sicuri nella conoscenza di Cristo, quel tesoro nascosto, ne abbiamo parlato questa sera, un tesoro nascosto, e che ora è rivelato nelle scritture. Colossesi 2,2 è scritto proprio così, affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Terzo ed ultimo aspetto, Paolo mostra il suo caloroso sostegno al ministero degli altri. Quindi Paolo ci lascia anche qualcosa di bello in questa lettera.
il suo focus, le sue attenzioni non sono sui suoi bisogni. Anzi, dirà, le cose che riguardano me ve le diranno loro, ma io ho delle cose da dire per voi. L'Apostolo ci insegna che per crescere, far progredire, avanzare il regno di Cristo, bisogna fare squadra. Nonostante fosse nelle sue difficoltà, agli arresti, non trascura le fatiche degli altri, anzi, non scrive niente su quella lettera che lo riguardasse personalmente, piuttosto dà spazio agli altri. Li apprezzava e lo diceva. Sapeva cogliere gli aspetti più significativi di ciascuno. Si prendeva cura di loro, li chiamava per nome. Che il Signore questa sera possa chiamare per nome anche te e benedire la tua vita.